ormai centenale, no, decennale tradizione della fogarina, dei festeggiamenti di San Giovanni Battista. Ogni anno noi monetini, con l'aiuto del comitato di Santa Maria Maddalena, celebriamo questa festa. Siete tanti, siete numerosi, tra mezz'ora, 3/4 d'ora probabilmente accenderemo la fogarina. Oh God! Don Andrea Domaschi, parroco di Moneta, alla Maddalena. La fogarina di San Giovanni è una tradizione. Sì, è una tradizione molto, molto antica, quanto antica è l'umanità. Tradizione di raccogliersi intorno al fuoco. Il mito greco di Prometeo che ha rubato il fuoco agli dei. Però nella Bibbia il fuoco rappresenta dall'inizio la presenza di Dio, basta pensare del fuoco che ardeva e non bruciava, in cui Dio si è rivelato a Mosè, poi Gesù stesso proprio si è presentato come luce del mondo, come ha parlato, ha detto che sono venuto per portare il fuoco sulla terra. Allora la tradizione è proprio di collegare la festa del fuoco con la festa di San Giovanni, con la figura di San Giovanni Battista, ultimo profeta dell'Antico Testamento, e colui che ha preceduto Gesù, che doveva proprio preparare l'umanità ad accogliere la luce vera che veniva nel mondo, è legata proprio al fuoco. Alle nostre spalle salgono al cielo, altissime, le fiamme di questa fogarina, che dobbiamo dire è seguita sempre da molta gente. Sì, è vero che io, venendo qua alla Maddalena, in questo quartiere, ho trovato questa bella tradizione molto viva, a cui la gente tiene tantissimo.
proprio e si raccoglie questo quartiere, ma ormai è un richiamo per tutta l'isola. Venire nella notte di San Giovanni il 23 di giugno per assistere a questa fogarina al fuoco sopra il quale si mette un pupazzo, è un simbolo di qualcosa che deve essere bruciato, il simbolo del male, di tutti i vizi, di tutti i sbagli, di tutte le cose di cui ci vogliamo liberare. Proprio questa è la funzione purificante del fuoco, e che nella figura di San Giovanni, che richiamava alla conversione per prepararsi all'arrivo del Signore, lo vogliamo continuare in questa maniera. Una festa nel segno della tradizione, e dobbiamo dire anche una festa dove i giovani sono i protagonisti. Sì, quest'anno in maniera particolare i giovani sono protagonisti. Il comitato delle feste della nostra isola, di Santa Maria Maddalena e di Maria Bambina di Moneta, proprio la classe 59 ha voluto affidare animazione di questa festa proprio ai giovani, ai gruppi giovani della nostra isola. Anche questo è un segno giusto di attenzione verso il mondo giovanile, che anche deve scoprire e deve inserirsi in queste tradizioni. Don Andrea, chiudiamo ricordando che alla Maddalena si sarebbe dovuto svolgere il G8 poi trasferito all'Aquila, ma ultimamente c'è stato il G8 dei poveri, un altro momento comunque forte e importante. Quanto la nostra isola, la Maddalena, la Sardegna, ha bisogno di momenti forti al di là del G8 che si terrà all'Aquila? Sì, credo che proprio magari questo fuoco rischiara un po'. Proprio dietro il fuoco ci sono le strutture del mancato G8, questo doveva essere la zona rossa dove si doveva svolgere tutto. Sì, la nostra isola ha bisogno dei momenti forti, e questo credo, sono pienamente concorde che l'incontro svoltosi il sabato, il cosiddetto G8 dei poveri, era un momento importante, momento forte di prendere la coscienza che quelli che contano non sono soltanto i grandi, ma anche quei piccoli della terra devono trovare la giusta attenzione da parte di tutti gli altri. E la nostra isola, che sta vivendo un momento molto, molto travagliato, un momento di grandi passaggi, sia dei cambiamenti sia economici ma anche sociali, ha bisogno di trovare punti di riferimento, punti guida, di non soffermarsi soltanto su se stessa, per accorgersi che ci sono altre realtà altrettanto difficili, però in questo contesto ritrovare la propria strada. Grazie a Don Andrea Domaschi. Grazie. Un grazie anche agli amici della Protezione Civile che garantiscono la sicurezza del luogo. Per la MaddalenaTV.it Lorenzo Impagliazzo, riprese Stefano Saltalamacchia, redazione web Massimiliano Marras. Corpo steso sul cemento, questione di stile, di classe, prova a capire, rappresento il LEM con la Malore Crew, ho qualche déjà vu, tu stai alla TV, quando vengo a prenderti, non nasconderti, è meglio che scendi giù, e fai il figo con la marca, io col mio flow che varca ogni limite e sbarca come in mille inarrestabile, su qualsiasi beat mi muovo agile, più abile di te nessuna opzione. Non puoi competere, fatene una ragione. Mi dici che son sucker, ma non ti vedi, ascolti rap con baci abbracci.